La Regione Veneto impugnerà davanti alla Corte Costituzionale il decreto del governo sull'obbligo vaccinale. Lo facciamo non perché siamo contro il vaccino, ma lo facciamo perché siamo contro alcune misure che questo impone, a parte la lesa autonomia di una regione come il Veneto che sui vaccini può far scuola, e dall'altro il fatto che ci siano delle misure coercitive che addirittura prevedono delle multe fino a 7.500 euro per i genitori che non vaccinano, il che vuol dire che se hai i soldi non puoi vaccinare e se non ce li hai devi vaccinare tuo figlio. Mi sembra un'assurdità. Il Veneto non ha l'obbligo di vaccinare, ricorda Zaia, così come 15 paesi europei importanti, dalla Germania alla Spagna, dal Regno Unito ai paesi del nord Europa. La nostra regione è l'unica ad avere un'anagrafe vaccinale digitale e ha dimostrato con la sua performance del 92,6% che non è l'obbligo a risolvere il problema. Ci vuole il dialogo, no? Siamo nell'era della conoscenza e quindi all'obbligo dobbiamo rispondere invece con il dialogo che ci deve permettere ad esempio di fare dei programmi vaccinali ad hoc, caso per caso, di interloquire con i genitori, di dare risposte da un punto di vista scientifico ai genitori che fanno domande, non sicuramente rispondere con il giudice o con il magistrato. La nostra posizione è la stessa da sempre, conclude il governatore, contraria all'obbligo e favorevole all'informazione che negli ultimi tempi ci ha portato a innalzare sensibilmente la copertura vaccinale. In questa regione c'è la pace sociale e non mi metterò a fare la guerra alle famiglie perché lo ha deciso un decreto del governo. Non saranno dei premi Nobel della medicina come dice qualcuno, però le mamme vanno ascoltate perché hanno il sesto senso della mamma. Se la mamma ha un dubbio, il dubbio deve essere chiarito, non si risponde con una multa.